Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo in Lessinia, cioè luogo che non siamo... dove? In Lessinia, vicino al lago di Garda, Bravo, provincia di devi Verona. dire, insomma, un po' Siamo di in Veneto, provincia di Verona, siamo sull'altopiano della Lessinia. Prima volta che veniamo qui sopra in queste zone, addirittura con la neve. Esatto. Siamo a Bosco Chiesa Nuova come località, più precisamente partiamo da Griez. Vi metto qui una fotina per vedere il nome, come si scrive, così vedete, ma comunque sotto in descrizione ci sono sempre i punti, tipo il punto GPS di dove parcheggiamo, quindi avete sempre un sacco di informazioni. Già è sparita, è andata a farsi affari suoi. Stavo cercando il burcaca. Allora, non sapendo bene, non essendo pratici della zona, oggi partiamo su un sentiero a caso per farsi un giretto sulla neve. Volevamo fare una ciaspoiata, ma abbiamo visto subito appena scesi dall'auto che neve ce n'è pochetta. No, sembra soffice, ma in verità è molto ghiacciata. Quindi ci siamo messi in ramponcini. Quindi i ramponi vanno bene. Ramponcini e via. Ramponcini. E facciamo questa semplice passeggiata. Naturalmente poi dopo qui prenderemo un po' mano per fare altre escursioni, perché abbiamo visto che da casa ci mettiamo tipo 2 ore e 10 a venire. Quindi Infatti non male. non sapevamo neanche di un posto montano così vicino a casa nostra, perché di solito facciamo sempre 3 ore. Quindi ho parlato già troppo, buona visione, partiamo. Ciao! Intanto che aspettiamo i microfoni facciamo una ripresa qua del parcheggio. Siamo a Bosco, vero? Sì, Bosco Chiesa Nuova, qui in Lessinia. E il punto preciso è scritto lì, adesso ve lo faccio vedere, che non me lo ricordo. Siamo pronti per una ciaspoiata senza ciaspoli, giusto? Sì. Una ramponata. Siamo messi i ramponcini, c'è certo ghiaccino e vediamo come va la giornata improvvisata. Allora il sentiero parte giusto di là della strada di dove abbiamo parcheggiato. Vediamo se siamo capaci di passare la strada. Il sentiero mi sembra bello ghiacciato. Allora qua ti dico intanto di fare pulito, fare il bravo, e adesso andiamo verso questo qua, vedete? Questo Zamberlini Scandoli e via Pavia, cammino dei 2 santuari, segue le frecce bolini gialli e da qui si va. Allora partiamo qui paralleli alla strada che è sotto, ma nel boschetto, che per fortuna che c'è il sole, fa tutto questo bel contrastino luce e ombra del mattino. Oggi 1 febbraio, adesso c'era -1, quindi dai, neanche tanto freddissimo qui in Lessinia. L'orologio non lo vedo perché è dentro il giubbotto. Sono circa le 9, direi. 9? Presto? Sì. Sì, 9 e un quarto. Siamo a 1280 metri di altitudine. Il sentiero di oggi si prevede poca fatica. Dovrebbe essere tipo 200 metri di dislivello. Proprio una passeggiata così tanto per prendere mano della zona, visto che è la prima volta che veniamo. Allora, prima cosa, pensavo, ho detto, facciamo questo sentiero qua a caso, visto che è una strada. Abbiamo visto un sacco di gente che la sta facendo, quindi Lì c'è un'indicazione, vedi, di sentiero? Sì. Che è quello dei santuari, questo, giusto? Anche. Allora, il tornantino naturalmente continuiamo a salire. Allora, proviamo a seguire quella freccia di gialla su sfondo rosso e seguiamo già che va su per di qua. Vediamo se troviamo un sentiero carino. Adesso qui usciamo dal bosco, in teoria lì c'è un bivio poco più avanti dove inizieremo a fare il nostro giro ad anello, la nostra passeggiata.
Ah, che carino qua, si apre. Vedete? Qui la neve c'è, è anche più morbidina. Allora qui vediamo il nome della località da dove siamo partiti, che è questa qua, Griez. Ed è proprio lì dove abbiamo parcheggiato. Se cercate quella località lì sul Maps, ma comunque sotto vi metto il link. Oh, scusa. Sotto in descrizione avete il link con il punto GPS di dove abbiamo parcheggiato, di dove parte questo sentiero. Adesso qui c'è un bivio, più o meno. Sì, Che dice sì. Bosco Chiesanova, Val Pianetta di qua. Sì. Comunque qui c'è un bivio, si può fare qua sopra un bel giro ad anello. Raga, non sembra, ma c'è neve. Già sta cadendo. Buongiorno. Buongiorno. Quindi adesso penso che andremo lì verso destra. Aspettiamo che qui i ragazzi lì vadano avanti per essere un po' più liberi di parlare, fare i video. E naturalmente sapete com'è la casistica, è che se ti fermi per lasciare passare le persone, anche gli altri si fermano. Come vedete qui ci sono i pallini gialli che dovevamo seguire per di qua, ma forse torniamo per qua. Intanto andiamo qui a destra verso Tinazzo e Zamberlini. Ci siamo fermati un attimo qua a questo incrocio dove c'è il capitello, perché qua ci sono varie strade e arrivano più o meno tutte alla stessa parte, quindi magari andiamo per là, torniamo per qua, poi quel sentiero che avete visto andiamo in su, insomma c'è un po', ci sono varie possibilità per questo sentiero. Non sembrava così carino all'inizio, ma sembra molto molto bello. Ora qua ama la Lessinia, rispetta l'ambiente, vedete? Dovete rispettare È l'ambiente bello qua. se amate la Lessinia. E qua c'è la freccia, sentiero, eccetera. Lo seguiamo. Ah, che carino! Dai, tutto bello qua. Ora scendiamo nel bosco, fa anche paura. Vediamo. No, forse no. Tutto molto carino qua. Ah, che bello! Vero? Sono tutti sali scendi. Bellissima, che robetta. Allora qui c'è un incrocio interessante, anche giusto per capire le prossime volte cosa fare. Qui a destra si va su certe montagnole. Percorso Montagnette. 255, di là 249. Noi per fare il nostro giretto qua ad Anello qui sul passeggiata per famiglie, diciamo, continuiamo qui a sinistra, poi tanto studiamo la situazione per le prossime volte. Deve essere interessante sta bocca di selva. Bocca c'è, Podestaria. Sarà Podestaria? Podestaria. Vaio delle Ortighe, è interessante, no? È interessante. Ma noi giriamo già, non andiamo di là? No. Ah. Noi giriamo qui a sinistra e poi forse a sinistra ancora. Vediamo se c'è da qua. Croce, vaio. Però, dove vuoi andare? Ho guardato la cartina e sì, il giro pronosticato è che va giù di qua. Quindi cacchio! non per la strada è facile, ma giù di qua dove va già, che fa strada. Com'è? Qua ce n'è parecchia. Com'è? È nevato. No. Vieni. Arrivo. Ah, è carino qua, il sentiero non è più strada, abbiamo abbandonato la strada. Forse qua no, comunque la ciaspola no. È troppo pendente per la ciaspola. Ce ne sono, Sì. Beh, hanno fatto strada così. Allora, quando si fanno queste tracce qui, che adesso vediamo una traccia di ciaspola di qualcuno che è passato precedentemente, quindi non vedo nessun sentiero, quindi potrei essere non sicuro che la strada sia giusta. Comunque ho controllato un po' la traccia GPS ed è giusta, sembra corretta. E comunque si scende di qui e si va verso quell'edificio che vediamo là a giallo, che è Tinazzo, che è il nostro primo punto d'arrivo.
Amore, per essere un sentiero improvvisato mi sembra carino, no? È stupendo. Ah? Sto facendo un video. Pensavo stessi guardando per fare una foto. Adesso ricordo perché avevo segnato questo sentiero, perché qui arriviamo a due piccoli borghi che con questa neve adesso non so quanto siano popolati. Comunque questo il primo è Tinozzo. Che carino. Che bello! Che già impazzisce per queste cose. Ah, c'è dell'acqua qua per bestiame. C'è la capanna del presepe, hai visto che bella? Sì. C'è il lavatoio. Che Guarda che belle casette. Stupendo. Sì, che bella sorpresa. Potremmo anche mangiare su quelle scale là al sole, no? Io ho già fame. Che bello. Che ore sono? 10:18. Guarda, lì c'è un altro lavatoio. Però ci siamo alzati alle 4:30, quindi E ora? può mangiare. Certo. Ma che bello qua. Bellissimo. Poi Cle? Eccolo qua, vedete? Siamo a Tinazzo, come dicevo. Adesso andiamo sempre per il 3 Zamberlini. Giù di là che continuano Quindi- le case? Sì, giù di là allora. C'è anche una Aspetta, chiesetta La forse. freccia dice di là. Dai, guardo però prima le cartine. Comunque di là. Già io ho l'impressione di questo percorso fino adesso, Ma è molto carino, non me l'aspettavo così carino. vero? Sì, poi vedi, questa è la vecchia strada, lì c'era la vecchia chiusura, vedi ci sono i pali che chiudevano Certo. tipo sbarra, entravi in contrada. Secondo me è carino anche tipo autunno qua da fare il giro. Certo, È proprio bello. è bellissimo. Allora lì dove abbiamo appena visto il cartello, se si fa l'altro sentiero si ritorna a dove abbiamo visto il capitello prima, che abbiamo detto ah ci sono due vie, si può fare male andata e ritorno. Invece adesso andiamo verso, abbiamo appena detto il nome, non mi ricordo, vi ho appena detto, quindi voi siete più attenti di me. No, Stamberlini, qualcosa, ini. E guardate qua che bel sentierino, qua che roba. Bellissimo da fare con la neve, vero? bello Poi proprio. questa vecchia strada, vedete? Che roba. Bellissimo. Eccoci dopo pochi minuti arrivati già all'altro borgo, il Zamberlini. Guardato c'era il cartello, quindi adesso so cosa com'è. Sembra carino. Sì, infatti stavo Com'è? documentando. È il sole, è meglio mangiare lì, sai. Sì, sì, adesso ci troviamo un pertugio. Un partugio mangereccio. Sentito il verso di un animale Ma ho visto un sacco di improntine. nel bosco lì? Eh? Sì. Cervetto. Mangiamo qui. Dove? Qui? Abbiamo i piedi fuori dalla neve. Mangiamo qui, poi continuiamo ad esplorare. Certo. Che bello! Diamo un'occhiatina qui veloce per capire, ma mi sa che Guarda, vince- c'è anche un capitellino carino. vince lì, sai. Sì, sì. Forse anche riparato un po' dall'arietta. E dopo si proseguirà per qua o per qua. Dopo vediamo. Bello, bello. Ah, guardate qua. Eccolo qua. Contrada Zamberlini, 1234 metri. Allora, qua per farti capire è scritto sosta sgradita. Non fermarti qui davanti. Ottimo. Ospitalità innanzitutto. Comunque telecamere. E noi ci mettiamo qui dove... Oh, intanto c'è un sassetto disegnato qua, che carino. Con un gatto! Che gatto? La gente neanche visto? Che gatto? Niente. Eh? Allora qua non ci sono cartelli strani, non ci sono telecamere,
e mangiamo lì, che non facciamo nessun male a nessuno. Allora, per 2 volte di fila, quindi avevamo anche la volta scorsa questi, i bei tortelloni qua della Vemondo vegani del Lidl. E anche una maionese finta vegana. No, come finta? In verità dovrebbe essere una salsa per insalata, ma è buonissima con le uova che non sono vegane. Va bene stesso. Insomma. Noi siamo veg. Veg. Bene, dai, mettiamo su qui subito il brodo, che ho il dado, vedete il dado, che nello zaino non pesa niente, ti fai subito un brodino. Anche se c'è un aereo che passa mentre stiamo facendo la ripresa. Allora, brodino. C'è un profumo da brodino qua. Che bene. Neve e tortellini in brodo. È o non è domenica? È super domenica. Poi ho anche il cucchiaio della nonna. Ecco. Buon appetito. Super. Allora, ci siamo spazzolati, sì, dai, tortellini, ma adesso già è uscito cosa? Fa vedere. Dai, fa vedere. Andiamo. Dei biscottini fatti con legumi, cereali e frutta secca. Messi nel tè, che abbiamo il tè caldo qua col thermos, cioè la meraviglia. Me li sto proprio assaporando. È un canale di cucina ormai questo, tieni. Il mio? Che buono, dai, è speciali. Naturalmente abbiamo anche delle uova sode col pane. Sì, però Subito? non adesso. Prossimo merenda? Bene. Abbiamo visto che è arrivata una mini nuvolina, già è cambiata la temperatura, da 10 gradi siamo tornati a zero Stiamo scappando. Quindi abbiamo messo via tutto in velocità. Naturalmente qui lasciamo tutto pulito in ordine, quindi non serve neanche che ci dicano la sosta non è gradita, perché non vi accorgete neanche che ci siamo passati, giusto? Ma non siamo tutti uguali purtroppo. Se fossero tutti così, non ci Vedi sarebbe... dei mandarini, amore? Vedi i mandarini? No. Vedi banana? No. Vedi fazzoletto bianco pisciato? No. Ok? Sì, vedete un telefono, ma me lo porto via anche a macchina fotografica. Pronti e proseguiamo adesso per Oli, uno dei due. Facciamo un'esplorazione qua delle casette. Sì, casette e poi vediamo dove andare. Allora, No, prima di vabbè. proseguire per il sentiero, stiamo dando un'occhiata qua. No, devo fare delle fotine, è stupendo qua. Ah, qua con il suo rosmarino, la sua lavanda. Ma dai, c'è anche il timo. Bello, vero? Faccio sta portina qua. Fai. Con questo rosaro. E 2 o 3 fotine adesso facciamo qua, che tenute. Andiamo giù di qua. Quei due lì ci hanno appena riconosciuto. Sono dei follower. Vi salutiamo, speriamo vediate questo video. Ho detto, ma voi siete youtuber? Guarda il cartello. Il cartello caduco. E il paesaggio all'improvviso è diventato di un grigio. Avevamo visto prima dei numeri che arrivavano minacciose. Per fortuna che abbiamo già mangiato. La scelta di mangiare presto è stata già ripagata. Guarda che bel lavatoio, amore. Bello, ma che robetta. Aspetta, che qua c'è un free bookshop. Che carino. Dimmi già cosa hai trovato. Tanto c'è un pupassino di neve lì, cos'è? Un pupazzino di neve, quanto è carino, amore. Ha perso il braccino. No, è troppo congelato. Allora, qui c'è compagni di viaggio, Contrada Zamberlini. Ma che carini, beh, gli scriviamo un salutino. Oggi è l'1 febbraio 01. Mamma mia, sono congelato. 01. Qui sotto il lavatoio della Contrada. Intanto c'è un mini pupazzino di neve. E qui c'è un bookshop. Io ho preso un libro e ho lasciato un pensiero qui. E ragazzi,
Ma che bellissima idea! Bravissimi. Hai preso un libro ora già? Cosa hai preso? Certo. Ho preso Le porte dell'inferno si sono aperte, attenti al gradino. Ottimo. Mi sembra proprio un libro per me, grazie. Chiudiamo. E abbiamo lasciato un pensiero. Arriviamo qui a un bivio. Qui noi continuiamo per la E5 verso Scaglia, Scaglion e Croce. Per di qua. È poco pestato qua il sentiero. E di là invece si va in quel borghetto là che è Scandoli forse. Ma io so, comunque ci sono un sacco di sentieri amore da queste parti. E il fatto è che stiamo iniziando a muoverci, perché prima bellissima giornata di sole, adesso come vedete siamo quasi dentro la nuvola, quindi nebbiona. Cioè va avanti per tardi, cioè. Quindi avrete sentito tutti scioff, e io continuavo a camminare. È impegnativo qua. Dai, pian pianino adesso, prossima tappa Scaglion. Certo, l'albero ti fa da cornice. È molto carino qua. Si prega di chiudere, grazie. Ormai il cancellino qua è un po' di velto. Ah, che sentierino, ma dove siamo capitati? Ma che bellezza è! Ma siamo giusti? Sì, c'era il segno sul cancelletto, se tu guardi, bianco-rosso. È vero, lo vedo ancora da qua. Fortuna che ci sono io, La mia guida. chissà te dove vai a finire. È carino che è qua. Sembra di essere nei labirinti di Asiago. Vero? Sì. Che bellezza! Vediamo della civiltà e dei cartelli. Wow! Già ha fatto un fuorisentiero, quindi non so. Siamo a Faggeti qua. Ops! Eh? Ho seguito una ciaspola, ma... Una Vabbè. trappola. Una trappola più che altro. Ho trovato un pungiculo qua, topo. Ah, roba di Natale. Ok. Dai, abbiamo ritrovato la via. Super. Una chiesetta? Sì. Sì. No, stavo guardando che i tetti fatti così non li ho mai visti, amore. Sì, è vero che infatti sta a cappello di strega. Sì, e poi hanno quelle piastrone lì che non abbiamo mai visto usate così. No. È strano qua, è diverso. È una zona diversa, potrebbe studiare il popolo, come gli altri cimbri là, Sì. sul Cansiglio e a Asiago. Qua ci sarà qualche altra popolazione da studiare. Sono molto belle. È vero? Sì. Che niente. Madonna, hai un eco dentro. Prova. Sì. È aperto. Perché è aperto? Sì. È aperto. Qua c'è un sacco di sassetti. Ma questo è un cimitero? Cos'è? Boh. C'è una croce da templare, direi. Ma perché qui c'è un cancello per andare dove? Casa di qualcuno. In questo residence. Ah, ma con tanto di roba seria qua, no? Sì. Vintage. No. Ah, ok. È estivo. Ma figo, veniamo qua in villeggiatura. Ma che bello è! Villeggiatura non si può sentire, Non amore. si può sentire, in ferie, va bene? In vacanza, amore. Infatti qua arriviamo contrada Scaglion e dobbiamo andare verso Scala Croce, Bosco Chiesa Nuova. di là, su per là, per tornare indietro da dove arriviamo. No, di qua. No, Abbiamo parcheggiato Bosco Chiesa no, Nuova. l'ultimo sotto, Ah, Gries, Dossetti. che abbiamo sentito prima come si pronuncia Griez in originale, non lo sapremo mai dire, No. vero? Lasciamo stare.
Forse hai detto grazie. No, non ha proprio detto G. È partito con la G. Ginz. Boh, Sì, ma però io vorrei andare là. Vai, andiamo a vedere, tanto non abbiamo niente da fare. Ma di qua dopo quanto manca? Adesso guarda. Quindi siamo arrivati da qua e il cartello giriamo da questa parte. Siamo arrivati all'ultimo paesiolo, contrada, Sauro. E qua sembra un po' tutto abbandonato però. Poi incontaminato qua. Sì, poi non c'è neanche l'impronta per terra, niente, tranne qualche animaletto. Guarda che bello, questi erano 2 archi, poi li hanno chiusi, vedi? Sì. Guarda il cavo della corrente. Mamma mia. Sì. Allora lasciata qua anche contrada Sauro. Andiamo dritti qui per il nostro sentiero. Che carina. Ma guardate i tetti, adoro. Cioè, a cappello di strega. Però voi che siete Lessini? esperti qua, noi la prima volta che veniamo possiamo non sapere qualcosa, non sono dotto subito. Ah, neanche dopo. Neanche dopo. Come mai i tetti sono così? Come si chiama il popolo antico della Lessinia? Scriveteci qua sotto nei commenti. Sono curiosa. Dopo, prossime Ma qual è volte. il dolce tipico della Lessinia? Mi interessa. Già interessa i dolci. Comunque adesso proseguiamo per qui, anche se non sembra. Qua la vedo seria? Vai, vai. Perché se non finisce in disagio, i nostri non siamo contenti. Infatti, io voglio dirti. Vai, La vai. vedo un attimo siberiana qua. Io che controllo il bollettino neve perché il tempo... Che bruttino. eh, Allora, nel canale avevo fatto un video concentramente qui a montagna che l'avevo fatto al lavoro perché eravamo i primi praticamente in Italia a aver provato Starlink, l'antenna quella di Elon Musk, eccetera eccetera. Adesso voi non ci crederete, ma tutte le case che ci sono qui in questi borghi qua, quelle abitate, hanno tutte Starlink sul tetto. Quindi quando vi dicevo che era una roba potenzialmente utile per nei posti di montagna dove non arriva nessun tipo di connessione, dove il cellulare non prende, dove non è niente. quindi tu mi stai dicendo che d'ora in poi lavorerai da remoto, verremo a abitare qui? A me va bene. Cosa fai tu, Gianni? Niente, posto. Sopravvivo. Io così Quindi, vi pacco qua. quindi, insomma, state agli occhi che noi diciamo sempre cose interessanti. Ma sì. Sempre. Dopo questa affermazione io me ne vado. Vai, vai. Prosegui. Però amore, è un pezzo che siamo fermi al freddo. Hai freddo tu? Un po'. Io no. Piedi ghiacciati, sì. Sì, dai, non c'è freddissimo, perché non c'è aria. Sta bene. Facciamo un pezzettino qua. C'è una curvetta. Mi sembra di ricordare questo posto, amore. Siamo tornati al punto di stamattina. Abbiamo concluso l'anello, sai? E là. Guarda il panoramino che c'è da qua. Eh, Un po' offuscato. sì. Comunque qui e dove stamattina abbiamo preso il bivio che abbiamo detto di fare l'anello. Quindi Ma tu- l'anello concluso. Conosci qualche nome di qualche montagnola qua intorno? Beh, intanto non si vede più, quindi no. Ecco. Quindi da adesso in poi faremo il pezzo che abbiamo fatto all'andata per tornare alla macchina. Ora manca tipo 50 metri all'auto. Allora, 3 ore e 50 compreso il pranzo, quindi il giretto veramente easy, 240 metri di dislivello, 7 km. Un giretto che potremmo dire anche per famiglie, abbastanza semplice, corto, Sì, per tutti direi. poco dislivello. Se c'è una bella giornata di sole nevosa, Sì, super. sarebbe perfetto. Naturalmente questo è un sentiero consigliato per ciaspole, però serve della neve fresca, Ah sì. non ghiacciata come oggi, ci siamo messi i ramponcini. Comunque super sentiero per ciaspole qui in Lessinia. Vi ricordo di mettere like al video, condividerlo con tutti i vostri amici della Lessinia, o no perché devono venire qua, se no la conoscono già. No, sto ascoltando per sentire dove vuole arrivare, capito? Non ho capito. Va bene. Comunque iscrivetevi al canale, mi raccomando,
vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla Alla prossima prossima escursione. Ciao! Ciao.